Parlava dell'attesa e del valore dell'attesa e praticamente il fatto che adesso con WhatsApp, i social, siamo sempre abituati ad avere tutto subito e invece dobbiamo anche sapere attendere, insomma. La trovi pertinente come traccia proprio in questo particolare momento storico? Beh, direi di sì. WhatsApp, i tempi di attesa, che attualmente noi ci mettiamo molto più tempo a attendere, cioè nel senso che è per noi più snervante attendere, diciamo, che non riusciamo più a attendere oltre 5 minuti. È stata un po' dura, diciamo. Ti ritrovi in questa lettura della gioventù? Sì, alla fine sì, come l'ho spiegato anche nel testo, cioè, l'ho usato la mia esperienza personale alla fine. Vince l'attualità il mondo dei social con il digitale che ha accorciato se non azzerato i tempi dell'attesa. Il tempo passato ad attendere, si legge nella traccia, un tempo sospeso che è vitale per la nostra concentrazione eppure sempre più minacciato. L'attualità con l'era di WhatsApp e la figura di Piero Angela, scomparso solo di recente. Abbiamo parlato della creatività e dell'innovazione nella società, insomma, e niente, questo. Siamo una società innovativa secondo te? Secondo me sì e no, ci sono dei pro e dei contro. Secondo me bisogna dare più importanza, non so, alla creatività anche in età prematura e soprattutto nelle scuole promuovere queste attività creative. L'analisi del testo è a sorpresa, così come l'autore di letteratura, Quasimodo. Le tracce della tipologia A non erano quelle che ci aspettavamo. Tutti dicevano oppure Svevo oppure D'Annunzio, ma sono usciti Quasimodo e Moravia e noi non l'abbiamo neanche fatto a scuola. Di cosa parlava il testo di Quasimodo? Il testo di Quasimodo parlava allora, era diviso in 13 versi, i primi 4 erano un richiamo alla creazione biblica della Genesi, quindi Dio che fa il mondo e tutto quanto, poi negli altri 9 parlava dell'uomo che manda lo Sputnik sull'orbita bene o male, e quindi sul rapporto scienza e letteratura. Circolava qualcosa ieri sera su internet? Sì, ma assolutamente niente di quello che è uscito. No. Prossima prova adesso? Inglese domani. Siamo abbastanza tranquille, sinceramente. Ma sinceramente io no. Io sì. Ore 14:30, tutti fuori, tempo scaduto. E allora, prima di rimettersi sui libri in vista di domani, un brindisi per sciogliere la tensione.